Esodo, il grido dell'anima. C'è un deserto che non si vede sulle mappe. Non è fatto di sabbia e di vento, ma di paure, abitudini e catene che non tintinnano, anche se legano forte. È il deserto che ognuno porta dentro, quando si sente schiavo di qualcosa che non sa più nominare. Molto tempo fa, in una terra bagnata da un grande fiume, questo deserto prese un nome: Egitto. Ma l'Egitto non era solo un regno, una corte, un trono, dei palazzi e delle piramidi che sfidavano il cielo. Era soprattutto un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di dominare. Là, in quella terra che un tempo era stata rifugio e salvezza, cominciò lentamente a crescere un'ombra. Un'ombra fatta di sospetto, di paura, di controllo. Il popolo di Israele era arrivato in Egitto come ospite, accolto grazie a Giuseppe, il figlio venduto come schiavo e innalzato dal Signore a salvatore dei suoi fratelli. Ma il tempo scorre e il cuore degli uomini dimentica. Giuseppe morì. Morirono i suoi fratelli. Morirono tutti quelli che si ricordavano ancora delle lacrime e della riconciliazione. E quando la memoria della gratitudine si spegne, al suo posto nasce la paura. Sorse sopra l'Egitto un nuovo faraone, un re che non conosceva più la storia di Giuseppe, né il Dio di Israele, né il mistero di quella presenza straniera che abitava in mezzo al suo regno. Gli dissero: «Il popolo dei figli di Israele è numeroso, cresce, si moltiplica. Se un giorno i nostri nemici verranno contro di noi, forse si unirà a loro. Forse si alzerà. Forse ci sfuggirà dalle mani». La paura cominciò a parlare nel cuore del faraone. E la paura, quando non è portata davanti a Dio, diventa facilmente violenza. Il faraone guardò la terra, i magazzini, i cantieri, le città in costruzione e prese una decisione. Sottomettiamoli al lavoro forzato, opprimiamoli con il peso delle nostre città. Facciamoli lavorare finché non avranno più fiato per ribellarsi. Da quel giorno le mani degli israeliti conobbero il gusto amaro della frusta. Le loro spalle impararono il peso delle pietre. Le loro giornate si accorciarono al ritmo di un comando secco, di una voce dura, di un ordine che non ammetteva risposta. Suono lento, cupo, come colpi di martello. Ogni mattone innalzato alle città fortificate era un pezzo di libertà in meno. Ogni pietra posata, una speranza schiacciata. Ogni frusta che tagliava l'aria diceva: «Voi non siete più un popolo. Siete solo forza, carne da lavoro, numeri in un conteggio». Eppure, sotto il sole bruciante e sotto il peso delle pietre, le donne di Israele continuavano a partorire. La vita cresceva nonostante tutto. Più il faraone li opprimeva, più il popolo cresceva. Più cercava di schiacciarli, più si moltiplicavano. Perché la vita, quando viene da Dio, non si lascia fermare facilmente. Il faraone li vedeva numerosi e il suo timore si trasformò in odio. Non basta il lavoro forzato, pensò. Bisogna colpire alla radice, bisogna colpire il futuro. Allora chiamò a sé alcune donne, levatrici di Israele. I loro nomi avrebbero percorso i secoli: Sifra e Pua. Erano donne semplici, ma nelle loro mani passava il mistero della vita che nasce. Il faraone le guardò con occhi duri. «Quando aiuterete le donne ebree a partorire», disse, «se il bambino è maschio, uccidetelo. Se è femmina, lasciatela vivere». Il comando cadde come una pietra dentro il loro cuore. Uccidere i neonati. Spegnere la luce nel momento in cui si accende. Trasformare le mani che accolgono in mani che rifiutano. Silenzio, musica quasi impercettibile. Ma la scrittura dice che quelle donne temettero Dio. Non un Dio lontano, freddo, distratto. Temettero il Dio della vita, colui che conosce ogni bambino prima che sia formato nel grembo di sua madre. Tra il timore del faraone e il timore di Dio, scelsero Dio. Tra l'obbedienza al potere e l'obbedienza alla coscienza, scelsero la coscienza illuminata dall'alto. Così, quando il grido della donna in travaglio riempiva la stanza, quando il respiro si faceva affannoso e le lacrime scorrevano sul volto, Sifra e Pua si chinavano sul mistero che stava per nascere. E quando tra dolore e sudore il vagito del neonato rompeva il silenzio, quelle mani non uccidevano, accoglievano, asciugavano, stringevano al petto. La vita passava prima dalla ferita della madre, poi dalle mani delle levatrici. E in quel gesto così semplice e così grande nascondeva la sua vittoria. Il faraone lo seppe. Chiamò di nuovo Sifra e Pua. «Perché avete lasciato vivere i maschi?» chiese.
Le donne risposero con una semplicità che spiazzò la sua astuzia. Le donne ebree sono più forti delle egiziane. Partoriscono in fretta, prima che arriviamo! L'Egitto era pieno di calcoli e strategie, ma non riusciva a comprendere la forza dell'obbedienza a Dio. Il faraone, accecato, non vide il coraggio nascosto in quelle due donne. Eppure, davanti al trono più potente della terra, la fede aveva parlato con la voce più umile. Ma il male non si arrende facilmente. Quando non riesce a spegnere la luce nella stanza, cerca di spegnerla alla sorgente. Il faraone allora proclamò un nuovo comando, più terribile del precedente. Non più segreto, non più affidato solo a poche mani. Un comando gridato, pubblico, crudele. Ogni figlio maschio che nascerà agli ebrei sia gettato nel fiume Nilo. Ogni figlia sia lasciata vivere. Il Nilo, che un tempo era stato segno di fertilità, di vita, di acqua che disseta, diventava così una tomba aperta, un confine tragico tra la speranza e la morte. Le case di Israele si riempirono di sussurri. Ogni gravidanza era un mistero abitato da una domanda. Se sarà maschio, cosa ne sarà di lui? Ogni madre portava dentro di sé un piccolo destino sospeso sul filo di un decreto folle. Il pianto dei neonati diventò un suono che molte orecchie non volevano più ascoltare, per paura che da quel pianto nascesse l'eco della perdita. Eppure, proprio in quel tempo di tenebra, una donna rimase incinta. Era della tribù di Levi. Insieme al marito, viveva nella precarietà di un popolo schiavo, ma dentro di lei cresceva una vita. Quando il bambino nacque, lo guardò. I suoi occhi incontrarono quelli del figlio e il suo cuore comprese ciò che le labbra non sapevano dire. Era bello, ma non solo nel volto, non solo nelle forme. C'era su di lui qualcosa che veniva dall'alto, una promessa silenziosa. La madre lo nascose per quanto fu possibile. Ogni giorno era una lotta tra l'istinto di protezione e il timore di essere scoperta. Ogni rumore alla porta, ogni passo straniero poteva essere la fine. Nel silenzio del suo cuore, quella donna gridava a Dio senza parole. Sapeva che le sue mani non bastavano a custodire suo figlio. Sentiva che era arrivato il momento di un gesto che sembrava follia e fede insieme. Un giorno preparò un cesto di papiro. Lo rivestì con cura per renderlo impermeabile. Ogni gesto era una preghiera nascosta. Ogni fibra intrecciata era una lacrima che si trasformava in speranza. Suono di acqua che scorre, dolce ma misterioso. La donna prese il bambino, lo avvolse con tenerezza e lo posò nel cesto. Non era un rifiuto, era un affidamento. Non era un abbandono alla morte, ma una consegna a un mistero più grande. Con il cuore stretto, portò il cesto verso il Nilo. La sorella del bambino, una giovane dal cuore vigile, la seguiva a distanza, senza farsi notare. Era Miriam. Il Nilo scorreva lento, come se si fosse fatto più grave per il peso dei comandi umani che lo avevano trasformato da fiume di vita a fiume di morte. La madre depose il cesto tra i giunchi, vicino alla riva. Non lo lasciò in balia della corrente, lo affidò a quel punto sospeso tra visibile e invisibile. Poi si allontanò, con il cuore che sembrava spezzarsi a ogni passo. Dietro di lei, Miriam rimase, nascosta, seguendo con gli occhi la fragile culla che galleggiava tra le canne del fiume. La storia avrebbe potuto finire lì, nel silenzio, nel segreto di una madre che cerca di salvare inutilmente suo figlio. Ma il Dio di Israele non dorme. Dove gli uomini vedono solo acqua e canne, lui vede sentieri nascosti. Proprio in quel momento, la figlia del faraone scese al fiume per bagnarsi, accompagnata dalle sue ancelle. Non era una schiava, non portava il peso delle pietre, non conosceva la frusta sulla schiena. Era nata in un palazzo, circondata da ricchezze e comodità. Eppure il suo cuore era ancora capace di compassione. Vede il cesto tra i giunchi. Ordina a una serva di prenderlo. Quando lo apre, trova un bambino. Il vagito del piccolo rompe l'aria. Le lacrime di quel neonato sono come una preghiera che sale senza parole verso chiunque sappia ascoltare. La figlia del faraone lo guarda, lo sente piangere e la scrittura dice che ne ha compassione. Capisce che è un bambino degli ebrei. Capisce che è figlio di un popolo condannato, ma davanti a lei non c'è un decreto politico. C'è un volto, un respiro, una vita. La compassione supera la legge di morte. Per un istante, il cuore di quella donna diventa un luogo in cui la volontà del faraone non ha potere. Dal suo nascondiglio, Miriam vede tutto. Il coraggio le sale dentro il petto. Esce allo scoperto.
«Vuoi che vada a chiamare una donna ebrea che possa allattare il bambino per te?» chiede. La figlia del faraone accetta. Senza saperlo, sta aprendo una via in cui la madre e il figlio si ritroveranno sotto la protezione in attesa della casa stessa del faraone, Miriam Kohi. Torna dalla madre. La donna che aveva deposto suo figlio nel fiume tra le lacrime, ora lo riceve di nuovo tra le braccia, per allattarlo e crescerlo per un tempo, custodita in modo misterioso sotto il mantello di chi avrebbe dovuto distruggerlo. Quando il bambino fu abbastanza grande da lasciare il grembo della madre, fu condotto alla figlia del faraone e lì ricevette un nome che sarebbe diventato eco nei secoli, Mosè, perché era stato tratto fuori dalle acque. Ma questo gesto, così concreto e così fragile, contiene un segno profondo. Ogni anima, nel suo cammino, viene tratta fuori da acque che minacciano di inghiottirla. Acque di paura, di confusione, di colpa, di schiavitù interiore. E come Mosè, ognuno di noi porta, nel proprio nome spirituale, la traccia di un Dio che salva tirando fuori, non schiacciando. Mosè crebbe nella casa del faraone. Imparò la lingua degli egiziani, le loro abitudini, il loro modo di pensare. Camminava tra colonne altissime, pavimenti lisci, vesti preziose. Tutto attorno a lui parlava di potere, forza, sicurezza, dominio. Eppure, nel profondo, qualcosa in lui continuava a ricordare un'altra storia. Una storia di tende, di pastori, di un popolo che non apparteneva alle pietre d'Egitto, ma a un Dio che si era fatto conoscere ai padri. Mosè era un uomo tra due mondi. Da una parte il palazzo, dall'altra il popolo schiavo, intorno a lui il linguaggio raffinato della corte. Sotto di lui il gemito nascosto di chi lavorava senza diritti e senza riposo. Un giorno Mosè uscì dal palazzo per vedere con i suoi occhi il lavoro dei suoi fratelli. Il sole batteva forte, il sudore rigava i volti, le schiene curve raccontavano fatica e umiliazione. Vide un egiziano che percuoteva un ebreo, uno dei suoi. La frusta non colpiva solo la carne, colpiva anche la sua identità. Mosè guardò da una parte e dall'altra. Non vide nessuno. Il cuore, schiacciato tra rabbia e ingiustizia, esplose in un gesto incontrollato. Si gettò sull'egiziano e lo uccise. Poi nascose il corpo nella sabbia. Per un istante gli parve di aver ristabilito un equilibrio. Ma la sabbia non è mai un nascondiglio definitivo. Ciò che l'uomo nasconde, il tempo prima o poi riporta alla luce. Il giorno seguente uscì di nuovo e vide due ebrei che litigavano tra loro. Si avvicinò, sperando di essere conosciuto come difensore. «Perché colpisci il tuo fratello?» chiese a quello che aveva torto. Ma l'uomo rispose con parole che trafissero Mosè ben più di una frusta. «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso l'egiziano?» La sabbia aveva già parlato. Il segreto non era più tale. La colpa che Mosè pensava di aver sotterrato ora lo inseguiva. Il faraone venne a saperlo. Cercò di farlo morire. Mosè dovette fuggire. Fuggì dall'Egitto, dal palazzo, dai corridoi lucenti, dalle colonne che avevano visto la sua infanzia e la sua giovinezza. Fuggì con il cuore in frantumi, senza più un posto da chiamare casa. Uscì dal regno che conosceva e iniziò il suo cammino nel deserto. Il deserto non è solo un luogo di sabbia, è il luogo dove finiscono le illusioni e cominciano le domande vere. È lo spazio in cui l'uomo, privato delle sue sicurezze, si ritrova faccia a faccia con se stesso. Mosè non era più il bambino salvato dal Nilo, non era più il principe cresciuto nella corte. Era un fuggiasco, un uomo in esilio, con un passato che bruciava dentro e un futuro che sembrava dissolto. Arrivò nel paese di Madian. Lì, vicino a un pozzo, incontrò alcune giovani donne maltrattate da pastori violenti. Mosè intervenne, le difese, le aiutò ad attingere acqua. Il gesto di difendere i deboli non era scomparso dal suo cuore, anche se era stato mal gestito in Egitto. Ora, senza palazzi e senza titoli, ritrovava in sé la capacità di proteggere, non per potere, ma per giustizia. Quelle giovani erano le figlie di un sacerdote di Madian, chiamato Ietro. Quando tornarono a casa prima del solito, raccontarono l'accaduto. Ietro chiese: «Perché siete tornate così presto oggi?» Esse risposero: «Un uomo egiziano ci ha liberate dalla mano dei pastori e ha persino attinto l'acqua per noi». Ietro, con il cuore aperto all'ospitalità, disse: «Dov'è quest'uomo? Perché l'avete lasciato lì? Chiamatelo, che venga a mangiare con noi».
Mosè fu accolto nella casa di Jetro. Nel tempo prese in moglie una delle sue figlie, Sippora, e lì, in una terra straniera, cominciò una nuova vita. Non più tra pietre levigate e troni dorati, ma tra tende, greggi, strade polverose. Diventò pastore. Ogni mattina si svegliava e conduceva il gregge. Ogni sera lo riportava al riposo. Il cielo sopra di lui era immenso, senza colonne a coprirlo. Il silenzio del deserto diventava la sua scuola. L'uomo che aveva vissuto tra le stanze del faraone ora camminava seguendo pecore e capre. Sembrava una caduta, e in un certo senso lo era. Ma nel mistero di Dio, spesso ciò che sembra una discesa è in realtà una preparazione. Mosè imparò a riconoscere i passi lenti degli animali, a distinguere il verso di ognuno, a trovare acqua dove altri non vedevano che sabbia. Imparò la pazienza, l'attenzione, l'arte di guidare senza spingere, di proteggere senza possedere. Mentre il tempo scorreva, forse gli sembrò di essere stato dimenticato. Dimenticato dal faraone, dimenticato dagli ebrei, dimenticato persino dal Dio dei suoi padri. Ma Dio non dimentica. Nel frattempo, in Egitto, la situazione del popolo di Israele peggiorava. Le grida si alzavano dalla terra al cielo. Gemiti soffocati, lacrime non viste, dolori che non avevano tribunali a cui appellarsi. La scrittura dice che il popolo, sotto il peso della schiavitù, cominciò a gridare, non più solo a sopportare, non più solo a stringere i denti. Il loro grido, dice la parola, salì fino a Dio. Il grido dell'anima è fatto di suoni umani, ma porta in sé una nostalgia divina. Non è solo richiesta di sollievo, è desiderio di un altro, è la confessione di una verità profonda. Non possiamo salvarci da soli. Mentre le voci salivano dalla terra, Mosè continuava la sua vita da pastore. In lui, forse, c'era ancora una ferita aperta. Non si sentiva più degno di niente, né figlio di Israele, né figlio dell'Egitto. Si muoveva tra le montagne come un uomo che ha perso un ruolo, un nome, una missione. E fu proprio nel quotidiano di un giorno che sembrava uguale a tanti altri che il mistero lo attese. Un giorno, Mosè conduceva il gregge oltre il deserto. Non solo ai margini, ma oltre. Come se anche i suoi passi stessero cercando qualcosa che lui stesso non sapeva definire. Arrivò al monte di Dio, l'Oreb. Davanti a lui il paesaggio era aspro, fatto di rocce, silenzio, aria sottile. Un luogo che non prometteva nulla, e proprio per questo era pronto ad accogliere l'imprevedibile. Fu allora che Mosè vide qualcosa che il suo occhio non poteva ignorare. Un roveto, un cespuglio comune, come tanti che crescono in quei luoghi aridi. Eppure diverso. Il roveto ardeva, era avvolto dal fuoco. Le fiamme lo abbracciavano, ma non lo consumavano. Mosè si fermò. Il deserto, che fino a un istante prima era solo silenzio e routine, si trasformò in una domanda viva. Andrò a vedere questo grande spettacolo, pensò dentro di sé. Perché il roveto brucia senza consumarsi? Non sapeva che stava per entrare nel centro stesso del mistero. Non immaginava che quel fuoco non era un fenomeno da osservare, ma una presenza da ascoltare. Si avvicinò. Ogni passo che lo portava più vicino al roveto era anche un passo che lo conduceva più vicino a se stesso, alla sua vera storia, al suo vero nome, alla sua missione taciuta. Non era più il principe insicuro che agiva per impulso. Non era più il fuggiasco che scappava dalle sue colpe. Era un uomo che si lascia attirare da un mistero che non controlla. Il fuoco continuava a bruciare, luminoso, intenso, vivo. Il roveto non diventava cenere, non si consumava, non cedeva. Era come se quel fuoco venisse da un luogo che non appartiene alla terra, da una sorgente che non si esaurisce. E mentre Mosè si avvicinava, una chiamata silenziosa sembrava attraversare l'aria. Qualcosa stava per accadere. Qualcosa che avrebbe cambiato non solo la vita di un uomo, ma la storia di un popolo intero. Qualcosa che avrebbe trasformato per sempre il significato del nome di Dio nella coscienza dell'umanità. E proprio lì, davanti a quel roveto che brucia senza consumarsi, la voce dell'Eterno stava per farsi sentire. Il fuoco danzava tra i rami del roveto, eppure nulla si consumava. Mosè sentì che quel luogo non apparteneva al mondo ordinario. Era come se il deserto intero avesse trattenuto il respiro. Poi la voce arrivò. Non veniva dal fuoco, non veniva dalla terra, non veniva dall'aria. Veniva da un luogo che nessun uomo può misurare. Mosè, Mosè.
il suo nome, pronunciato con una forza che non feriva, con una presenza che non schiacciava, una voce che non si imponeva come un tuono, ma che penetrava come luce nel profondo. Mosè rispose con un sussurro che tremava: «Eccomi». La voce disse: «Non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è terra santa». Mosè si fermò. Le parole lo circondarono come un manto invisibile. Tolse i sandali. Sentì la terra calda sotto i piedi, la polvere del deserto che diventava improvvisamente sacra. La voce continuò: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». A quelle parole Mosè si coprì il volto. Non osava guardare verso il fuoco che non si spegne. Non osava lasciare che i suoi occhi incontrassero il mistero. Il fuoco continuava a bruciare, ma ora sembrava meno rovente e più vivo. Un fuoco che non distrugge ma illumina. Un fuoco che non consuma ma rivela. La voce riprese: «Ho visto la miseria del mio popolo che è in Egitto. Ho udito il suo grido a causa dei suoi oppressori. Conosco le sue sofferenze». Ogni parola era come un balsamo e come una ferita insieme. Dio non parlava come un sovrano distante. Parlava come uno che soffre con chi soffre. Come uno che è sceso dentro il gemito degli schiavi. «Sono sceso per liberarlo», disse il Signore. Il fuoco sembrò brillare con più forza. «E ora va! Io ti mando dal faraone. Tu farai uscire il mio popolo dall'Egitto». La parola «va» cadde dentro Mosè come una pietra nel fondo di un pozzo. Tutto il suo passato tornò a galla. Il bambino salvato, il principe incerto, l'uomo che aveva ucciso, il fuggiasco, il pastore. Mosè tremò e rispose con la sincerità di chi non può fingere davanti a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone? Chi sono io per far uscire gli israeliti dall'Egitto?» La voce non lo rimproverò, non lo schiacciò, non gli ricordò i suoi errori, non gli mostrò titoli, glorie, meriti. Disse solo: «Io sarò con te». 3 parole che racchiudono tutte le risposte. La missione non nasce dalla forza dell'uomo, ma dalla presenza di Dio. Mosè però non si fermò. Il suo cuore era pieno di timori. Il suo passato lo inseguiva ancora. «E quando andrò dagli israeliti», disse, «e dirò loro che il Dio dei loro padri mi ha mandato. Se mi chiedono il tuo nome, che cosa rispondo?» Silenzio. Un silenzio che sembrava diventare ancora più profondo del deserto stesso. Poi la voce parlò, e ogni parola risuonò come un'eco eterna. «Io sono colui che sono». Era come se il cielo intero si fosse piegato verso la terra, come se il fuoco avesse smesso di tremare per ascoltare, come se l'aria stessa si fosse fermata. Tu dirai loro: «Io sono mi ha mandato a voi». Non un nome come gli altri. Non un nome che si può possedere, piegare, inchiodare. Un nome che non rinchiude Dio, ma apre l'uomo al mistero. Mosè rimase in silenzio. Il suo cuore era pieno, ma la sua mente era ancora fragile. «Essi non mi crederanno», aggiunse. «Diranno: il Signore non ti è apparso». Dio gli diede allora segni semplici e profondi. Non magie, non spettacoli, non illusioni. Segni che parlavano al cuore. Il bastone che diventa serpente e poi torna bastone. La mano portata al petto che diventa malata e poi guarita. L'acqua del fiume che, versata sulla terra, si trasforma in sangue. Segni che dicono: la vita può cambiare, il cuore può guarire, la storia può essere trasformata. Mosè però aveva ancora un'ultima ferita nascosta. Una ferita che non si vedeva nel corpo, ma che da sempre abitava la sua voce. «Signore», disse con vergogna, «io non sono un buon parlatore. Non lo sono mai stato. La mia lingua è lenta. Quante volte l'uomo si sente inadeguato davanti alla sua missione? Quante volte confonde i propri limiti con l'assenza di Dio?» Il Signore rispose: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo, vedente o cieco? Non sono forse io? Va dunque, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che devi dire». Eppure Mosè tremava ancora. «Manda chi vuoi mandare, ma non me!» Il fuoco rimase acceso. Non punì Mosè, non si spense. Semplicemente disse: «Tuo fratello Aronne parlerà per te. Tu parlerai a lui e io sarò con entrambi. Ora va». Mosè non aveva più scuse. Non aveva più parole per fuggire. Doveva tornare là da cui era scappato.
Doveva affrontare ciò che aveva lasciato in sospeso. Doveva incontrare il suo passato per aprire il futuro di un intero popolo. Mosè tornò a casa. Guardò Sippora, guardò i suoi figli, guardò il gregge e disse addio a Madian. La terra che gli aveva dato riparo ora gli chiedeva di ripartire. Con un bastone in mano e il deserto davanti, iniziò il suo ritorno. Lungo la strada, Dio parlò di nuovo al suo cuore. Tutti quelli che volevano la tua vita non ci sono più. Torna. È tempo. Mosè avanzava lentamente. Ogni passo era un gesto di obbedienza. Ogni respiro una preghiera. Arrivò in una regione dove il sentiero si apriva verso l'Egitto. Lì vide una figura avvicinarsi. Era Aronne, suo fratello. Non c'erano trombe. Non c'erano cori. Non c'erano cerimonie. C'erano due fratelli che si abbracciavano dopo anni e nel loro abbraccio c'era già la promessa di Dio. Raccontò tutto ad Aronne. Il roveto, la voce, il nome, la missione. Aronne ascoltava e il suo cuore si accendeva come una torcia nel deserto. Insieme tornarono in Egitto e parlarono agli anziani di Israele. Raccontarono ciò che Dio aveva detto. Aronne parlava, Mosè guardava e il popolo cominciò a sperare. Le scritture dicono che il popolo credette. E quando seppero che Dio aveva visto la loro miseria, si inginocchiarono e si prostrarono. Ma la fede, come ogni seme, deve ancora crescere. I due fratelli andarono dal faraone. Non erano un esercito. Non avevano armi. Non avevano titoli. Avevano solo la parola di Dio. Mosè parlò per mezzo di Aronne. «Lascia andare il mio popolo, perché mi celebri nel deserto». Il faraone rise. Il cuore degli uomini che amano il potere non conosce il linguaggio della libertà. «Chi è il Signore? Perché io debba ascoltarlo?» disse. «Io non conosco il vostro Dio e non lascerò andare Israele». Non era solo un rifiuto. Era una dichiarazione di guerra spirituale. Il faraone ordinò che il lavoro degli israeliti fosse reso ancora più duro. Niente più paglia per i mattoni. Dovevano raccoglierla da soli, le stesse quantità, più fatica. Il popolo si rivoltò contro Mosè, lo accusò, lo rimproverò. Mosè, ferito, alzò gli occhi al cielo e disse: «Perché affliggi questo popolo? Da quando sono venuto a parlare nel tuo nome, le cose sono peggiorate». Il Signore rispose con una promessa che non è solo per Mosè, ma per ogni cuore che soffre. «Ora vedrai ciò che farò al faraone. Con mano forte egli vi lascerà andare». E così si chiude il primo grande capitolo del cammino dell'Esodo. Il popolo ha gridato. Dio ha ascoltato. Un uomo ha risposto alla chiamata. La lotta per la libertà è appena iniziata. Il cammino continua con Esodo 2.